Il cronometro corre, i fondi dentro i capitoli degli ammortizzatori sociali continuano a mancare, un vero e proprio countdown che rischia di innescare un ordigno. E se a lanciare l'allarme sono i sindacati, anche tra i banchi del governo le parole del sottosegretario allo sviluppo economico lasciano intendere che il problema è noto e la preoccupazione è elevata, molto elevata. Non c'è dubbio che siamo in mancanza di risposte, le tensioni sociali sono assolutamente ovvie, ma il problema non è difendersi dalle tensioni sociali, è difendere questi lavoratori da un'occupazione, da una certezza anche di ammortizzatori sociali. Nel 2014, dal primo giorno dell'anno ad oggi, 8.000 aziende hanno avanzato richiesta di cassa integrazione in deroga. Un provvedimento che riguarda 40.000 lavoratori ai quali vanno sommati gli oltre 4.500 che hanno presentato domanda di mobilità in deroga. Gente che si è trovata senza un lavoro e che ora non può attingere agli ammortizzatori sociali. A fare la parte del leone sono due province che da sole assorbono il 40% delle richieste di cassa. La provincia di Treviso e quella di Vicenza. Dati che evidenziano come ad essere in crisi sia soprattutto il tessuto delle piccole e medie imprese. Sono tra le 8.000 e le 10.000 le persone potenzialmente coinvolte per quanto riguarda la provincia di Treviso dall'ammortizzatore cassa in deroga. Questo dimostra quanto è sentito l'argomento per la nostra provincia. Dobbiamo riuscire a garantire a queste persone la tenuta rispetto al proprio reddito e rispetto a una situazione occupazionale difficile. Un sistema incrementato anche dalle disparità, dice forse per la prima volta qualche sindacalista, nella diversa erogazione degli ammortizzatori sociali a seconda delle dimensioni delle aziende che trattano le richieste. Anche noi in Veneto dobbiamo, che lo diciamo sinceramente, bisogna smetterla con casse integrazioni di durata decennale contro casse integrazioni che non riusciamo a garantirle neanche per un mese. Questa è una disparità sociale altissima. Se i soldi non arrivano in breve, il cammino sembra tracciato e per tutti c'è poco da sperare. Il rischio è che le imprese, non avendo queste certezze, scelgano altre strade, quelle del licenziamento.